Ma pure io faccio così. E se io faccio così, allora scrivetemi nei commenti. Ciao a giù e oggi casatiello napoletano. Venite a me che amiamo a preparare insieme. O casatiello è una cosa seria, una tradizione antica assai, che viene dritta dritta dei tempi di Napoli greca e romana. Non è solo un rustico, è un simbolo, una storia, una festa. Perché in due casatiello oggi ci vuole pepe abbondanti. Quando poi Napoli è diventata cristiana, Io metto 250 grammi di grassi. Li divido in olio, strutto e burro. questa tradizione si infilò in di feste pasquali e così nasce il casatiello come conosciamo una oggi. brioche. Guardate che bella zucca che fa. Comunque lo potete ripetere a mano tranquillamente, che è molto semplice questo impasto. Quando l'impasto si stacca bene dalle pareti, andiamo a togliere dall'impastatrice. Che bello impasto. Un uomo venne da caso che in napolitano antica significava formaggio e siccome in due casatielle ce ne trase una quantità bella seria, un uomo è venuto naturale. Li facciamo lievitare 4 ore. Una volta raddoppiato l'impasto, ragazzi, andiamo a stendere e a farcire il casatiello. E senza mattarella, senza niente, siccome è una nuvola, guardate qua, guardate come si stende da solo. Prendiamo un po' di strutto, andiamo a massaggiare tutta la teglia, senza chiavacazzotte che si ammacca alluminio. Andiamo un altro po' di strutto e ci andiamo a fare un po' di massaggini anche all'interno. Faccio un'altra macinatina di pepe, pecorino e parmigiano misto e vado così tutto dentro. Vedete, polone semipiccante, prosciutto crudo, prosciutto cotto, poche roba miscata. L'unica cosa che non ho trovato sono i cicoli. Uova soda, belle schiattate tutta in, poi potremmo schiattare belle britte. Come sono violento, mamma mia. A pochi formaggi ci metto perché non si può mai sapere, se no il colesterolo non sa. Adesso tirate e andiamo ad avvolgere piano piano. Fare che non ci vuole niente, allora faceva giù. Solo un po' di passione. Ora ci andiamo a tagliare questi trecci qua, che sennò sono vacante. Apriamo un po' con una porta qua e ce la infiliamo dentro. 1, 2 e 3. Prendiamo le uova così. Ora lo lasciamo un altro paio d'ore che rilievita ancora. Diamo un bello straccio come faceva nonno. Noi mettiamo sopra e ci vediamo tra 2 ore. Bellissimo, lievitato alla perfezione. Ci andiamo a mettere un po' di scaglie di pecorino e parmigiano, tutto sopra così. Quello si vanno a sciogliere e si fa una bella crosticina. Questo è uno dei miei segreti, no? Mi piace. Muoviamo in due forno un'oretta a 180 gradi. Wow, guardate qua, guardate che è asciutto andare sul forno. E che bambinello, guardate qua, guardate. Mamma mia, che spettacolo. Ma ci sacrificavo, per forza. Oh mamma mia, aiuto. Mamma mia, lo amo. Questo è per Pasqua, buona Pasqua. Mamma mia. È buonissimo, aiuto. Perché ne ha poco. Mettete mi piace. Seguite la pagina. Che se no questo qua non va a mettere la ricetta. Ciao. Ma pure voi lo facete così. Se lo facete così, mettete a me le scritte in dei commenti.